Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottard della redazione della rivista Zero e siamo qui oggi con un nuovo appuntamento di questo A Zero Tour a riqualificare in ZEB. Questa serie di appuntamenti è dedicata proprio alla riqualificazione a energia quasi zero di edifici, sviluppando una serie di casi studio che abbiamo raccolto in giro per tutta Italia e che vede oggi protagonista l'architetto Christian Negro-Ferrer con una villa del Novecento a Torino. In questi appuntamenti presentiamo un caso studio, come sempre, e sviluppiamo quelle che sono le tematiche che hanno portato al progetto in chiave ZEB, vedendo anche i dettagli e le soluzioni costruttive. Ricordo ovviamente a tutti i partecipanti che possono porre domande attraverso il pannello che avete sulla destra in GoToWebinar. Io vedrò di raccogliere man mano durante la relazione di Christian e sottoporle per la risposta. Confidiamo di riuscire a dare risposta a tutte, ma altrimenti vedremo di comunque rilasciare a tutti le slide attraverso cui approfondire anche gli aspetti che magari non siamo riusciti a trattare nel corso del webinar. Allora, io direi di lasciare immediatamente la parola a Christian per cominciare a vedere questa villa del Novecento che è a Torino, il titolo che abbiamo dato, e che è un caso molto significativo perché è una riqualificazione di un edificio certificato Passive House, che è una delle ville unifamiliari più grandi mai certificate con questo sistema, appunto il Passive House. Prego Christian, illustraci un po' le caratteristiche di questo progetto. Grazie Ferdinando, buonasera a tutti. Inizio ringraziandovi dell'opportunità ovviamente che ci avete concesso nel presentare questo intervento che abbiamo seguito e che riguarda una ristrutturazione di una villa di inizi Novecento in standard Passive House. Innanzitutto dico un attimo chi sono io. Sono l'architetto Christian Negro-Ferrer, sono co-titolare dello Studio Zero Positivo Architetti e noi ci occupiamo fondamentalmente della progettazione e costruzione di edifici principalmente ad alta e altissima efficienza energetica, quasi sempre attraverso il protocollo Passive House e Casa Clima. E queste sono una serie di progettazioni per quanto riguarda quindi tutta la parte di progettazione sia architettonica che impiantistica che viene fatta direttamente dal nostro studio, o in alcuni ambiti lavoriamo in consulenza su progetti a scala nazionale, quasi esclusivamente su tematiche comunque energetiche e di salubrità degli ambienti interni, quindi utilizzando i protocolli Casa Clima, Passive House e BioSafe. Questo edificio, iniziamo subito a parlare di questo edificio. Io cercherò di spiegare un pochettino quello che è stato il percorso di questo edificio qui, cercando di raccontarvelo realmente come sono andate le cose, quindi qual è stato proprio l'idea che ha fatto nascere questa realizzazione, per arrivare poi a spiegare, a darvi anche alcuni dati dei consumi, in quanto questo edificio è abitato oramai da un anno e quindi abbiamo già un minimo di storico anche per quanto riguarda la parte appunto di monitoraggio. Questo edificio è situato a Torino. L'edificio è appunto una casa di inizio secolo che è stata per l'appunto ristrutturata. Noi in questo caso abbiamo avuto l'incarico di consulenza, ci siamo occupati della parte quindi involucro e la parte impianto di tutto questo edificio. Chiaramente questo edificio è nella collina di Torino e non era assolutamente iniziato secondo, cioè il filo logico di questo edificio non era iniziato con l'obiettivo di realizzare una passive house, ma era semplicemente una consulenza normalissima, come accade sovente. Quindi noi siamo stati
coinvolti da un architetto fondamentalmente, dove in sostanza la richiesta che è stata fatta a noi era quella di fare una legge 10 per ritirare i titoli abitativi in comune e poi dare insomma un po' di nostre idee su quelle che potevano essere la parte involucro, la parte impianto. Quindi diciamo fondamentalmente qualcosa che viene fatto sempre in un cantiere normalissimo. E all'inizio, visto che questo cantiere ha avuto un iter abbastanza lungo, noi non avevamo potuto incontrare i committenti sia dall'inizio e la progettazione era molto carente dal punto di vista iniziale, quindi un cantiere normalissimo. Questo era l'edificio come si presentava agli inizi, quindi un edificio che è stato demolito per una buona parte e mantenuto, quindi non si poteva demolire integralmente perché c'era un discorso comunque di area anche vincolata dai beni ambientali, quindi sono state mantenute alcune parti, fatte nuove altre, e appunto questo edificio fondamentalmente è stato oggetto di una profondissima ristrutturazione. Stiamo parlando comunque di un edificio importante, sono quasi 550 metri di superficie climatizzata, e quindi era un edificio complesso sia dal punto di vista costruttivo, e immaginiamoci poi per arrivare a quelli che sono gli obiettivi poi che ci siamo dati in un secondo momento. Quindi noi quando ci siamo trovati a intervenire abbiamo trovato questa situazione qui, e chiaramente all'inizio noi abbiamo dovuto analizzare anche alcune proposte che erano state fatte inizialmente dall'idraulico che poi ha fatto i lavori. Quindi erano state proposte alcune soluzioni, e la soluzione e inizialmente, non avendo un possibile dialogo con il cliente, perché si parlava ancora di un periodo parecchio prima di quando poi effettivamente è iniziato il cantiere, la proposta era una proposta diciamo di una soluzione parecchio ridondante, dove fondamentalmente il sistema impiantistico proposto era un'unità in pompa di calore con un sistema in VRV o VRF, quello che l'è, dove c'era una pompa di calore esterna da più di 30 kW di potenza impegnata, radiante a tutti i piani, caldo con il pavimento radiante, freddo con gli split, perché era una precisa richiesta del cliente, quella di voler fare il freddo con lo split, perché c'erano alcune convinzioni per quanto riguarda anche il comfort e le problematiche legate al pavimento radiante, per sentito dire, quindi con un radiante che poteva fare anche freddo, e c'erano delle unità di ventilazione meccanica statiche che ricambiavano l'aria sui 4 piani della casa fondamentalmente. Al che la situazione iniziale era una situazione dove, secondo noi, quando noi siamo entrati in campo, necessitava un attimo di fermare le bocce, nel senso che il cantiere stava procedendo come di solito procede un cantiere normale, cioè tutti portano avanti il progetto senza dialogare tra i vari attori, e diciamo si procede autonomamente, però poi manca il direttore d'orchestra, quello che coordina in realtà poi tutta la costruzione verso un obiettivo. Abbiamo chiesto di incontrare il cliente, e che una volta incontrato gli abbiamo informato e gli abbiamo spiegato quello che secondo noi andava fatto.
Quindi spiegando quello che oggi ha senso fare su ogni tipo di edificio, che per noi è, se bisogna fare una casa nuova, la mia casa deve essere una casa che tendenzialmente produce più energia di quella che consuma, o comunque ha dei consumi molto minimi. E per quando si interviene invece in ristrutturazione, bisogna cercare di elevare al massimo le caratteristiche energetiche e di comfort abitativo all'interno degli ambienti, sempre guardando anche l'aspetto dei costi, quindi trovando il giusto connubio tra i costi e i benefici. Quindi di conseguenza per noi questo significa applicare il protocollo Passive House sia nella ristrutturazione che nella nuova costruzione, però non deve essere, non l'abbiamo intesa come un'imposizione, no? Quindi abbiamo spiegato cosa bisognava fare, ma non si parlava di fare una certificazione in quella fase lì. Quindi chiaramente gli interventi sono stati banalmente ridurre le dispersioni e progettare la tenuta all'aria dell'edificio. Una volta definite le potenze in gioco, calare un impianto su misura, cioè un impianto non ridondante ma dimensionato in seguito di un calcolo rigoroso, che deve essere comunque un calcolo fatto con un programma che ci deve dare una buona base di approfondimento. Poi ci troviamo in una situazione che il cantiere era praticamente già iniziato, o comunque non è ancora iniziata la lavorazione sull'involucro, ma c'era già un'impresa che stava lavorando. Quindi quello che noi dovevamo fare era cercare di coinvolgere le maestranze, perché chiaramente senza l'aiuto delle maestranze sarebbe stato molto difficile riuscire a realizzare un edificio fatto bene. E per ultimo, visto che c'erano ancora da scegliere ovviamente le macchine, da scegliere i componenti dell'involucro, come ad esempio i serramenti, il nostro e altri, come per esempio, non so, i cappotti piuttosto che altre cose, proporre dei partner affidabili, quindi consigliare o comunque trovare sul mercato dei partner che sappiano cosa significano dare certe attenzioni nella progettazione e al tempo stesso anche in fase poi di cantiere. Quindi questo per noi è stato un imperativo. Questo è l'edificio, questo è il piano seminterrato che è confinante con una parte che è controterra, un'altra parte invece sono locali evidenziati in blu come vani non riscaldati. Questo è, diciamo, tutto il piano, per l'appunto, tutto il piano seminterrato che ha una destinazione per un piccolo alloggio, quindi dei custodi di questa casa, e locali secondari. Poi ci sono i piani soprastanti, quindi un piano terreno completamente fuori terra, che però è confinante con una parte riscaldata e una parte non riscaldata. Stessa cosa invece i piani sopra, sia il piano primo che il piano sottotetto, sono dei piani climatizzati, quindi ci siamo trovati ad operare su 1, 2, 3, 4 livelli. Questi sono un pochettino di dettagli dove sono stati progettati comunque tenendo conto di parecchie interferenze che abbiamo trovato sia dal punto di vista proprio strutturale e chiaramente derivanti anche dalle preesistenze, quindi non si potevano demolire delle murature, alcuni ponti termici c'erano, li abbiamo accettati e li abbiamo inseriti chiaramente dentro al programma di calcolo e li abbiamo valutati sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista di criteri di igiene, quindi verificati anche sotto il punto di vista quindi della condensa interstiziale e superficiale. Chiaramente qui l'altra particolarità era che nella fattispecie questo edificio
non poteva assolutamente essere modificato sui prospetti. Quindi il progetto che noi è arrivato era non modificabile, le aperture non si potevano modificare, dovevano avere delle certe caratteristiche, quindi noi ci siamo dovuti, abbiamo dovuto intervenire su questa scatola e abbiamo cercato comunque di intervenire al meglio possibile rispettando il progetto architettonico. Il cappotto che è stato applicato ci è stato fatto chiaramente un cappotto esterno importante da 24 cm in EPS. Al tempo stesso queste cappottature risvoltano sulle terrazze e inglobano anche i balconi, quindi dando tutta una continuità termica che parte dalla fondazione controterra e sale fino ad arrivare in copertura dove si trovano 32 cm in fibra di legno. Cristian, una domanda sulla slide proprio della sezione che ci viene posta. Sì. La parte color verde acqua è uno strato isolante? No, questo elemento è un elemento Controterra, dico. dove, scusa? Nel solaio, il primo solaio, quello a terra. Questo? Sì? Allora, questo qui è semplicemente era una parte di cordolo nuovo sulla porzione nuova di muratura. Qui fondamentalmente il cordolo nuovo è stato incamiciato con dell'XPS tutto attorno. Quindi è E l'XPS stato è utilizzato anche al di è utilizzato anche sotto? a fondazione. È utilizzato anche a fondazione. Sì, ci sono 20 cm a fondazione in XPS. C'è una foderatura del cordolo controterra con 5 cm tutto attorno e poi da lì salgono tutti i cappotti. Ci sono poi delle particolarità. Sì. Possiamo capire anche l'orientamento delle piante? Sì. Allora, l'orientamento è tutto questo versante esposto praticamente a nord, questa parte qui. Questo è il sud, questo è l'est e questo è l'ovest. Okay. E lì ci troviamo tra l'altro dentro in una zona boschiva, quindi sono stati anche calcolati poi nella fase di progettazione tutta l'influenza degli ombreggiamenti dell'intorno sulla casa stessa. Quindi anche Sì. quello è stato un oggetto di studio approfondito. Qui chiaramente si possono vedere bene nella fase di progetto. Questo è il cappotto in EPS da 24 cm e questi qui sono gli strati di tenuta del tetto. Il primo strato è il freno vapore applicato sopra al tavolato, fondamentalmente. Ci sono poi questi elementi che sono tutti i fregi decorativi che si vedono dopo, che erano elementi caratterizzanti del progetto architettonico, che sono stati poi comunque mantenuti e poi riproposti. Questo ad esempio è il nodo del tetto, dove si vede il freno a vapore che è applicato sopra al tavolato e risvolta verticalmente sui muri. Si vede, come si vede bene qua, ed è nastrato tutto lungo il perimetro. Una cortezza è stata data praticamente nella posa dell'ultimo pannello in EPS. Non sono stati applicati per esempio dei tasselli, ma è stata applicata una colla apposita per evitare che con i tasselli si andasse a bucare questo telo. Questa per esempio è la copertura che vedevamo prima, e ovviamente c'è la disgiunzione dei passafuori. In corrispondenza di questa disgiunzione sono stati applicati le guarnizioni punto chiodo per diciamo, salvaguardare la tenuta all'aria del tetto. Questo è lo spessore di del materiale isolante, quindi 30 cm più 2 cm di fibra di legno da 240 kg al metro cubo, e quindi sono 30 più 2, 32 cm, e questo è invece il calcolo
dei ponti termici e gli elementi finiti di questo specifico nodo. Tutti i ponti termici che sono stati calcolati su questo edificio, cioè tutti i nodi sono stati verificati con la simulazione dei ponti termici e gli elementi finiti. Quindi non sono stati utilizzati degli abachi, ma ogni ponte termico è stato calcolato ed è stato inserito nel calcolo sia il valore psi che il valore di FRSI per la condensa. Nella scelta dei materiali isolanti, come vi siete Sì. regolati? Avete scelto ad esempio l'XPS, ma vedo in copertura della fibra di legno. Ci sono alcune domande che si chiedono un po' i motivi delle diverse scelte. Ma allora, noi qui ci siamo trovati a intervenire chiaramente su un progetto e questo progetto aveva già un budget. Quindi c'era già una sorta di capitolato stipulato con l'impresa. Noi abbiamo cercato di, anche per portare avanti quello che cercavamo di fare, di stare dentro anche a un discorso costi, no? Quindi erano già state fatte delle proposte dal professionista assieme all'impresa che aveva già l'appalto, quindi abbiamo cercato di mantenere il discorso costi chiaramente quanto più possibile fedele a quanto avevano stipulato. Quindi questa è la base, diciamo, di tutte le scelte, no? Quindi, e poi abbiamo cercato ovviamente di estremizzare dal punto di vista delle prestazioni quello che è la parte di involucro, chiaramente, no? E tenendo conto poi anche di alcune problematiche che avevamo, per esempio, sulle altezze, perché sul discorso interpiani interni avevamo alcuni spessori che ci limitavano la crescita, per esempio, nei pacchetti. Allora siamo dovuti intervenire, per esempio, sulle terrazze con 20 cm di poliuretano a stati incrociati. In copertura invece è stato fatto, inizialmente era una copertura prevista con materiale sintetico, quella è stata un'imposizione nostra e è stato variato il materiale iniziale che, se non ricordo male, era forse Isotec o qualcosa del genere, classico tetto come purtroppo si fanno ancora, ed è stato cambiato con l'utilizzo di fibra di legno, questa è la Treterm che abbiamo utilizzato, quindi sono 3 strati da 10 più uno strato da 22 mm, 3 strati da 10 da 140 kg al metro cubo e uno strato da 22 mm da 240 kg al metro cubo. E questo perché? Quindi diciamo che la questione è legata al fatto che voi siete intervenuti in corsa, lo ricordo anche le persone che si sono collegate più tardi, e quindi ovviamente non avete avuto tutta la libertà d'azione di un progetto concepito fin dall'inizio con... Esatto. Diciamo che noi abbiamo concesso alcune cose, nel senso, per rimanere dentro al discorso costi. Alcune cose le abbiamo concesse, come per esempio il cappotto in EPS, abbiamo aumentato lo spessore. Inizialmente era un cappotto da 12 cm, noi l'abbiamo praticamente raddoppiato, no? Poi c'erano alcune cose che le abbiamo concesse, altre meno, come il discorso della fibra di legno a tetto era per noi un imperativo, come poi altre scelte, per esempio, che sono state fatte sugli intonaci interni, ad esempio. Quindi quelle sono state scelte dove noi abbiamo diciamo, bassi. Quindi a una mettenza bassa è uno sfasamento dell'onda termica molto, molto lungo, e qui abbiamo un tetto che ha uno sfasamento quasi di 20 ore. Quindi da questo punto di vista l'attenzione è stata data per evitare il surriscaldamento nel estivo. Questo è ad esempio appunto la terrazza, si vede qui il cappotto in EPS che sale. Questo elemento che fa da cordolo è in realtà
del calcetto serrato autoclavato, che viene utilizzato come elemento di disgiunzione termica, diciamo, per appoggiare poi sopra, che funge da appoggio per la ringhiera che è stata poi applicata in un secondo momento, per arrivare poi alla scelta dei serramenti. Ecco, qui sui serramenti è un intervento parecchio complesso, nel senso che noi ci siamo trovati a intervenire dove fondamentalmente non potevamo agire in nessun modo sui serramenti, e chiaramente per fare una casa passiva il serramento è veramente la condizione fondamentale, perché la prima regola è quella che io devo portare più energia dentro rispetto a quella che mi esce, quindi gli apporti devono essere maggiori rispetto alle dispersioni. Il calcolo del PHPP ci ha detto invece che questo edificio disperde di più rispetto all'energia che riesce a portare dentro, fondamentalmente, perché noi ci siamo trovati siamo intervenuti su un progetto che era già autorizzato e non si poteva in nessun modo modificare anche dal punto di vista dei vincoli presenti sull'area. Quindi al tempo stesso abbiamo scelto un componente che in realtà è visto in due diverse connotazioni. Il serramento è un serramento con un brevetto particolare in legno sughero, con una cover esterna in legno tramontato, sughero nel telaio, e una cover che è stata poi scelta dai clienti a loro piacimento all'interno, che ha esclusivamente una funzione estetica, quindi si può scegliere l'essenza che uno vuole, no? E quindi integrarla in un discorso di architettura. Dal punto di vista dei telai, chiaramente abbiamo dei valori termici veramente ottimi. Qui si parla di telai attorno allo 0,7 watt a metro quadro Kelvin, quindi un serramento molto performante rispetto a un serramento canonico in legno che ha un valore UF attorno all'1, no? Quindi parliamo di serramento totalmente in legno-legno, quasi completamente a scomparsa, e al tempo stesso la particolarità era che questo serramento è visto in una soluzione, è appunto questo telaio che viene chiamato versatile, quindi un serramento tra virgolette tradizionale, con triplo vetro, quindi una doppia camera isolata con un vetro da UG 0,58 e un fattore solare G di 53%, e invece un altro elemento con un'ulteriore camera con la schermatura integrata in un'ulteriore vetrocamera, perché non era possibile utilizzare dei frangisole all'esterno e dovevamo mantenere delle ante per un discorso di prospetto, e chiaramente il discorso delle ante su una casa così grande diventava comunque anche una problematica dal punto di vista della gestione, no? E allora con i clienti abbiamo in realtà deciso di utilizzare il serramento ombra. La cosa particolare, per esempio, è stata la customizzazione di tutti questi elementi qui. Abbiamo progettato assieme a Eurofinestra, che ha fornito i serramenti, tutti questi fori. Questi fori sono quasi tutti diversi a seconda delle posizioni, e abbiamo cercato comunque di utilizzare dei materiali quanto possibile tradizionali. Questo per esempio è un XPS utilizzato come appoggio del bancale. Questi elementi che vedete in arancio sono degli elementi in legno, quelli in viola sono degli elementi in poliuretano, e questa progettazione è partita da un discorso di migliorare, abbassare quanto più possibile il valore di psi di installazione,
e aumentare il valore di temperatura superficiale interna. Quindi questo è stato un obiettivo che abbiamo utilizzato sempre, chiaramente per ridurre le dispersioni per quello che riguardano i serramenti. Perché? Perché per rientrare nei limiti passive house dovevamo per forza agire su quell'aspetto. Questo è Ci per sono esempio... alcune domande sul serramento. Sì, In questo caso sì. sono dei serramenti standard o sono stati proprio disegnati ad hoc anche dal punto di vista No, strutturale, visto che la sezione è importante, direi? no, i serramenti sono serramenti standard, sono serramenti che sono di loro dotazione, quindi serramenti che loro commercializzano, e quindi quello no. È stato customizzato il nodo, cioè questo sistema di posa è stato customizzato proprio per questo cantiere qua. Cioè, ad esempio, noi abbiamo utilizzato, abbiamo fatto una serie di valutazioni tale per cui i serramenti nel punto di mantenere sempre 17 gradi nella zona di appoggio del serramento sulla parte interna, e avere valori di psi di posa veramente bassissimi. Qui abbiamo psi di posa attorno ai 0,03, 0,04. Questo è la finestra, è quello che incide di più, uno 0,07. Quindi abbiamo valori veramente, veramente bassi. Poi la scelta è stata quella di utilizzare degli elementi, come si possono vedere in questo serramento, con diciamo, la terza vetrocamera con la veneziana integrata, dove abbiamo l'esposizione a est in tutte le esposizioni tranne a nord. A nord l'esposizione è per l'appunto questa. Come si vede qui, per esempio, l'anta è completamente vetrata, e questa è stata una scelta proprio di questo componente, che permetteva di avere delle caratteristiche termiche piuttosto importanti. Una Poi domanda ancora chiaramente sui serramenti che ci chiede quasi un consiglio forse. sì. I serramenti a triplo vetro sono consigliabili per l'adozione anche in climi più caldi, diciamo, rispetto a quelli di Torino, diciamo un po' più a sud, nel centro-sud, in Sicilia ad esempio? Dipende, dipende. Dipende molto da dove si costruisce. E, secondo me, se si costruisce a una certa latitudine, si può anche ovviare col vetro doppio. Però diciamo che comunque oggi la tecnologia del vetro doppio è una tecnologia comunque superata, no? E quindi dal mio punto di vista conviene sempre, per tutta una serie di motivi, andare su un triplo, anche quando comunque si va su climi mediterranei, no? Quindi non il clima di Torino, ma comunque un clima più caldo. Comunque queste scelte qui non le decide il progettista, ma quando ci si approccia al concetto di Passive House, è il programma stesso che ti dice se è possibile utilizzarlo o non utilizzarlo, perché devi stare sempre dentro determinati limiti. Noi stiamo seguendo una casa a Roma che verrà certificata con protocollo Passive House, e quella prevede un serramento con vetro triplo. Quindi Ti pongo bisognerebbe subito una domanda, allora hai parlato di software, in che sì. software, a quale software fai riferimento? Che software avete utilizzato? Ma allora, in questo preciso, allora, tendenzialmente noi utilizziamo sempre il PHPP, che è il software che in realtà, più che un software, è un tool di progettazione. Nel senso che il PHPP, che si può utilizzare sia in formato Che è il Excel. software consigliato dal Passive House? Esattamente, esattamente. E quindi è il software che serve per progettare una casa passiva. Molte volte si sente dire il termine di casa passiva è un po' inflazionato, nel senso che tutti dicono anche io l'ho fatta, anche io lo sto facendo, ho fatto un edificio dedicato a casa clima, quindi un edificio fatto sicuramente molto bene, ma attenzione che non è detto che una casa clima sia una passive house. Sicuramente una passive house è una casa clima, ma non è detto che una casa clima sia una passive house, perché c'è un grado di affinamento di calcolo che il passive house fa,
a differenza del software casa clima che diciamo ragiona con un pochettino più di semplificazioni, no? Quindi utilizzando il software PHPP si riesce a studiare molto bene l'involucro, quindi definire quello che è il fabbisogno energetico per studiare poi l'impianto giusto che va calzato sull'edificio e andare proprio anche a determinare l'energia primaria che servirà all'edificio stesso. Quindi effettivamente l'energia che andrà poi a consumare la casa. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Per quanto riguarda invece il calcolo dei ponti termici, abbiamo utilizzato il software MOS Simulator e quello è un software che noi utilizziamo fondamentalmente per il calcolo dei ponti termici che devono essere inseriti nel software PHPP. Poi il Ancora PHPP in una realtà specifica adesso sul software, il sì, software del PHPP ci sì, chiedono è acquistabile da chiunque o solo i sì, consulenti sì, sì, Passive House? assolutamente. No, 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 è acquistabile, Esatto, specifichiamolo. è acquistabile da chiunque. In realtà è un foglio d'Excel che dopo devi sapere un po' maneggiare perché non è così semplicissimo. Poi una volta che uno capisce come ragiona, in realtà è molto utile. Noi, ti dico, utilizziamo sempre il software Passive House al di là che si tratti di un edificio da certificare o no. Noi lo facciamo sempre, ci capita di fare a volte delle ristrutturazioni piuttosto che delle nuove costruzioni dove magari non si pensa di certificare, in realtà ultimamente stiamo quasi sempre certificando, però quando magari all'inizio non si parte così e si arriva dopo, noi comunque progettiamo sempre col PHP perché è un grado d'affinamento giusto per arrivare poi a progettare realmente l'involucro come va fatto e calare lì sopra gli impianti in maniera corretta, perché il rischio con i software a norma di legge di sovradimensionare gli impianti in maniera troppo importante e quindi si rischia poi di perdere un po' l'obiettivo. Chiaramente se parliamo sempre di edifici residenziali di piccola, grande, media scala, quando andiamo su edifici complessi, per quanto riguarda in realtà la componente estiva, perché il PHPP calcola anche la componente estiva, però quando si va su edifici complessi bisogna lavorare con dei programmi di simulazione dinamica che fanno in realtà un calcolo più affinato. Questo è il consiglio che D'accordo. mi sento di dire. Solo per chiarezza, qualcuno ci chiede se puoi solo ripetere i nomi dei software a cui accennavi adesso. Sì, allora il software sono il PHPP, quindi il Sì, software delle case passive fondamentalmente, cioè una casa passiva può essere definita veramente una casa passiva se rispetta tutti i requisiti previsti nel PHP, altrimenti non è una casa passiva, è una cosa fatta bene, quindi questo è per fare chiarezza. Gli altri software abbiamo utilizzato il Design PH, che è un applicativo del PHP con la grafica di SketchUp, quindi lavorando con SketchUp e impostando gli orizzonti è possibile con molta precisione determinare gli ombreggiamenti e quindi questi ombreggiamenti vengono mandati come output sopra l'Excel. E l'altro software invece è il Mold Simulator e il Frame Simulator, che sono dei software di Darwin che servono per calcolare i ponti termici di installazione di serramenti piuttosto che i ponti termici generici dell'edificio. chiusa questa parentesi sul software, ti Sì, faccio ancora due domande che sono arrivate riguardo sì, i serramenti. Il sì, serramento triplo vetro, qualcuno sì, sottolinea, è parecchio pesante, rischia sì, di incidere e comportare delle problematiche e inoltre anche si è vista una sezione in cui la sì. soglia posa direttamente sull'isolante. Qualcuno ci chiede non ci sono problemi di cedimento? La soglia, no, questa? Presumo sì, facesse Questa? riferimento, credo, a Ma in questa realtà sezione. questa è una finestra. No, in questo caso Sì, no, perché nella fattispecie
il piano d'appoggio della finestra è poggiante sulla muratura esistente. Poi è stato fatto questo rinforzo che prevede questa squadretta, che qui si vede, che serve fondamentalmente a dare l'appoggio all'XPS, dove poi a sua volta appoggia il davanzale. Quindi quello no. Chiaramente il discorso di triplo vetro dipende sempre da che serramento si va a scegliere. Cioè, sicuramente il triplo vetro pesa, è un discorso di movimentazione, ma ora esistono delle aziende che comunque fanno serramenti molto efficienti e fanno parte di questo mondo, diciamo, del mondo dell'alta efficienza, che hanno tutte le accortezze necessarie per rispondere a tutte le problematiche di applicazione, quindi il trasporto del triplo vetro piuttosto che l'applicazione, eccetera, eccetera. Perché poi è un discorso anche proprio di meccanica di telaio stesso, no? Cioè E il ci sono state telaio... difficoltà con le maestranze per la posa in opera? No, zero, no, no, no. Nel trasferire, diciamo, i particolari No. anche di questa... Allora, noi qui siamo stati fortunati. Allora, per quanto riguarda i serramenti, qui noi abbiamo lavorato con un'azienda che sa fare questo lavoro qui, nel senso che chiaramente quando ci si approccia a progettare edifici ad altissima efficienza, i partner sono fondamentali, nel senso che bisogna scegliere dei partner che abbiano comunque competenza e che abbiano comunque già maturato un'esperienza, no? Perché pensare ambire a fare un edificio a altissima efficienza e avere un interlocutore che non sa cosa deve fare diciamo, per rispettare alcuni requisiti è veramente molto complesso in alcuni casi. Qui per esempio avevamo l'impresa che è stata la prima realizzazione di un edificio di questo genere e devo dire abbiamo avuto un'esperienza bellissima perché l'impresa sono stati bravissimi, erano l'impresa di fiducia dei clienti, hanno lavorato benissimo e al che, questo è un aneddoto che posso raccontare, anche l'impresa stessa, finito questo cantiere, ogni tanto ci sentiamo e mi dice abbiamo lavorato così bene in quel cantiere che adesso quando vedo delle cose che io prima facevo mi rendo conto degli errori che facevo appunto in quei periodi lì. Adesso magari è lui stesso che spiega come vanno fatte alcune cose, si pone dei problemi, no? Quindi è un elevare il processo da parte di tutti gli attori. Quindi questa è la bellezza di lavorare su questi cantieri, no? Quindi non si Sì. possono pensare di fare degli edifici fatti bene se le maestranze non sono capaci, cioè questa è una cosa fondamentale. Poi è chiaro che per esempio sarebbe auspicabile avere per esempio quanto riguarda le imprese che abbiano magari già fatto un percorso formativo, comunque fatto loro alcuni concetti. Però comunque abbiamo visto che spiegando bene, informando le maestranze, grossi problemi noi non abbiamo mai avuti in cantiere da questo punto di vista. Quindi... D'accordo. Velocemente ci segnalavano sempre in quel dettaglio che facevi vedere prima quella sezione, Sì, si vedeva dell'isolante col colore azzurro e sì, sopra una soglia davanzale sì, certo. che non so se è in pietra o altro. In pietra, Lì in ci pietra. chiedono se appoggia solo sull'isolante o meno e se No, quindi c'è un no, problema. no, appoggia sull'isolante, chiaramente l'isolante ha un rinforzo, che è questo. È Mm. una squadretta fondamentalmente che è stata inserita per dare rigidità ed evitare poi che questa piana andasse a imbarcarsi. Anche se da mia esperienza su altri cantieri mi è successo tantissime volte di incollare delle soglie in pietra su cappotti e sono case che comunque hanno quasi 10 anni, non ho mai avuto dei problemi da quel punto di vista lì, quindi poi andrebbe sempre analizzato un po' nella specifica, no, del cantiere. E qua ovviamente la scelta della pietra era una scelta estetica,
che bisognava per forza di cose fare. Ora per esempio ci sono anche dei davanzali di pietra ricostruita che non hanno tutta questa sezione di pietra, ma hanno in realtà solo un film a vista, quindi anche lì sul mercato oggi c'è veramente di tutto. E noi abbiamo utilizzato la pietra, però siamo andati a capire l'influenza della pietra anche nel ponte termico, cioè qui questo elemento blu è il freddo praticamente che viene condotto dalla pietra e portato dentro al nostro nodo. Quindi questo ha tutta una sua influenza che deve essere verificata, che fa parte della progettazione, diciamo. Naturalmente. Quindi questi sono aspetti più tecnici. Ecco, la grossa differenza da un edificio ad altissima efficienza all'edificio normale è chiaramente la tenuta all'aria. Qui potrei parlare 3 ore di tutte quelle che erano le problematiche, perché ci trovavamo su un edificio esistente con pezzi nuovi, edificio che aveva una muratura in cassa vuota, alcuni punti una muratura monostrato, insomma veramente molto complesso. Tra l'altro in alcuni punti per un discorso impiantistico siamo dovuti uscire, adesso questa foto che sembra non dire niente in realtà è il passaggio tra una zona calda posta a sinistra e la zona fredda. Questa è una zona dove passano i tubi della ventilazione e quindi i tubi della ventilazione passano qua dentro. Questo è stato fatto, la tenuta all'aria di questo passaggio è stato riempito di isolante con della lana flessibile dentro questa sezione per evitare che ci fossero delle problematiche nel passaggio dentro-fuori. Quindi abbiamo fatto un po' una serie di cose particolari. L'attenzione per esempio è sulla ventilazione meccanica e sulle tracce quindi impiantistiche ed elettriche, la perfetta sigillatura, cioè dietro per esempio alla porta della ventilazione è stata fatta tutta la sigillatura della tenuta all'aria con l'intonaco, quindi questo è un aspetto importante, come ovviamente sui serramenti la sigillatura tra il controtelaio e il muro, quindi anche quello è un aspetto continuo ovviamente sui 4 lati. Bene, adesso andiamo a vedere un pochettino qual è stato l'impianto. Quindi noi siamo partiti dall'idea di quell'impianto che abbiamo visto prima, no? Che si parlava di 33 kW di potenza impegnata. Chiaramente siamo intervenuti tantissimo sull'involucro, l'abbiamo spinto e di conseguenza abbiamo abbassato il fabbisogno. Quindi il fabbisogno di questa casa col PHPP mi diceva che per quanto riguarda il riscaldamento invernale mi servivano poco più di 6 kW, quindi 6.233 watt. Quindi significa banalmente, e sull'estivo qui andavamo molto bene perché in realtà un edificio che, come ho detto prima, è dentro, diciamo, è circondato da un bosco, quindi ha degli ottimi ombreggiamenti nel periodo estivo, infatti si sta molto bene quando fa caldo in questo edificio qua. E quindi dovevamo andare a coprire questi 6 kW e 2. Allora da lì abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni e allora partivamo dal concetto chiaramente che la ventilazione meccanica ci deve essere in una casa moderna per il discorso di salubrità e di qualità dell'aria all'interno degli ambienti. Cioè la ventilazione meccanica secondo me non è tanto efficienza energetica, ma è salute, no? Quindi questo era un aspetto fondamentale. Quindi l'idea era di dire abbiamo la ventilazione meccanica e allora cerchiamo di vestire questa ventilazione, a far sì che questa ventilazione meccanica sia in realtà l'unico impianto di questa casa. Chiaramente per come è fatta la casa, per 4 piani sviluppati, era veramente complesso. Per di più subentravano tutta una serie di problematiche di dire ma su queste dimensioni riusciamo a fare un impianto a tutt'aria? Come lo pensiamo? Perché c'era quindi un discorso di distribuzione di questo impianto qui, un discorso anche di interferenze strutturali e architettoniche, quindi dovevamo poi farlo stare. E da lì abbiamo, diciamo, io assieme all'ingegner Cerboni di XRG abbiamo studiato una soluzione impiantistica, diciamo, io nella fattispecie ho coinvolto i clienti
quasi scommettendo su questa tecnologia, no? E interrogandoli e dicendogli quali erano i loro, chiedendogli quali erano i loro idee di casa, qual era la loro idea di casa, che impianto si aspettavano, se erano disposti a fare un impianto un po' diverso da quello che pensavano, quindi no radiante, no radiatori, no split per il freddo, quindi una concezione un pochettino diversa. E ho trovato il parere favorevole dei clienti e ho avuto la fortuna di avere a che fare appunto con dei clienti evoluti e ci hanno dato totalmente fiducia, chiaramente volevano essere sicuri che poi questo sistema funzionasse in realtà dei fatti. E quindi l'idea, la nostra proposta qual è stata? La nostra proposta è stata quella di utilizzare due aggregati compatti, quindi una macchina che fa ventilazione e acqua calda sanitaria, quindi fa il comparto ventilazione, quindi ventilazione statica, e al tempo stesso ha una pompa di calore a bordo che mi dà un pochettino di caldo nel periodo invernale e un pochettino di freddo nel periodo estivo, deumidificando. Queste due macchine mi danno sì e no dagli 800 ai 1000 watt cada una. Questa macchina qui poi ha altre particolarità, quello di recuperare l'acqua calda, il calore sull'acqua calda sanitaria nel periodo estivo, quindi questo è un aspetto molto, molto importante che ha avuto in questo edificio qui. Poi abbiamo utilizzato, quindi una macchina fa il piano seminterrato, un'altra macchina fa il piano terreno, poi a quel punto dovevamo gestire ancora il piano primo e il piano sottotetto. Il piano primo e sottotetto abbiamo utilizzato una VMC termodinamica, che è praticamente la sorella di questa macchina senza la componente acqua, fondamentalmente. Poi per avere ancora un'altra riserva di acqua abbiamo messo un bollitore termodinamico in pompa di calore. Chiaramente se sommiamo queste potenze, quindi diciamo 2 kW, 3 kW, ce ne manca ancora per arrivare a 6 kW e 2. Allora abbiamo utilizzato 4 split, quindi canalizzandoli sulle bocchette di mandata. Quindi è stato messo un plenum in uscita dallo split e canalizzate le tubazioni sulle mandate della VMC. Quindi questi split canalizzati fondamentalmente hanno una potenza modulante da 900 watt a 2 kW e mezzo cada uno, e qui chiaramente la nostra soluzione è una soluzione, abbiamo ridotto la potenza in gioco, no? E appunto partendo da quello che c'era stato suggerito all'involucro. Questo è stato un aspetto fondamentale. E per l'appunto la nostra soluzione Passive House ha circa 13 kW di potenza per 530 metri quadrati, quando prima ne avevamo 33. In realtà abbiamo messo uno split in più perché la geometria ci chiamava di mettere uno split in più, altrimenti forse avremmo potuto metterne anche uno in meno. Poi l'acqua calda sanitaria, in realtà c'è un bollitore da 300 litri che attualmente è sempre spento, perché questi due aggregati compatti sono messi in serie e producono egregiamente l'acqua calda sanitaria che serve, visto che sono circa 200 litri di acqua calda pronta cada uno. Quindi in questa fase qua, questo è stato praticamente quest'anno quasi sempre spento. Questo è il progetto. Per aiutare diciamo la posa di queste tubazioni, che in realtà era parecchio complessa, abbiamo progettato in 3D gli impianti. Questo edificio ha fondamentalmente 2,5 km di tubi del 90 coibentati, che sono questi, quindi le tubazioni di mandata sono coibentate con 1 centimetro di isolante per evitare le perdite di calore durante i tragitti della ventilazione, ed è stato un lavoro veramente, veramente oneroso, però grazie a una pianificazione attenta non abbiamo avuto praticamente nessun problema in fase di installazione, però è stato, devo dire, abbastanza importante come intervento. Questo è ad esempio le tubazioni nel piano seminterrato,
E questo è lo split, cioè sullo split viene messo un plenum dal quale partono le tubazioni che si integrano nelle bocchette di mandata. Questo è lo schema della centrale termica, quindi un aggregato compatto, l'altro aggregato compatto e il bollitore a soccorso. Quindi, come si vede, questi tre elementi sono messi in realtà in serie, quindi nella fattispecie inizialmente era attivo questo elemento qui, poi è stato spento perché ci siamo resi conto che altrimenti avrebbe sprecato energia per niente. E quindi attualmente sono attivi solo queste due macchine e questo è spento. Verrà poi rimesso in funzione quando la famiglia necessiterà poi di magari in futuro, visto che vivono in 7 persone, di un utilizzo di acqua calda sanitaria più importante. Cristian, ci sono alcune Sì, domande. Allora, sì, ricordiamo, qui avete preferito una soluzione a tutt'aria. sì. La scelta di non avere l'impianto radiante, ci chiede qualcuno? Ma allora, un discorso di impianto radiante era che qui chiaramente c'è un discorso di potenza, cioè ritornando indietro, noi qui stiamo ragionando a circa 12 watt al metro quadro, no? Quindi chiaramente bisognava la richiesta di energia era questa. Quindi su edifici molto spinti l'inerzia è fondamentale. Quindi avremmo potuto andare su una scelta di un pavimento radiante a bassa inerzia, se effettivamente era anche una soluzione, ma quando ti spingi molto sul componente involucro, serve una risposta immediata e l'aria, pesando meno che l'acqua, ha una risposta molto più immediata. E quindi questa è stata la considerazione. Poi è stata fatta un'altra considerazione sul discorso di semplificazione impiantistica, perché chiaramente fare sul caldo poteva avere un senso, sul freddo ci sarebbe stata tutta una problematica legata alla gestione dell'umidità, per come era fatto l'edificio, avremmo dovuto utilizzare delle batterie di deumidificazione sulla VMC o prevedere comunque dei deumidificatori ai singoli piani, ma la soluzione di radiante incideva molto di più a livello dei costi. Questa è una valutazione che abbiamo fatto in fase poi di scelta di impianto, perché c'era già un preventivo sull'incidenza di una pompa di calore aria-acqua che alimentava il radiante tutto e che era più alta. E non per ultimo un discorso anche di semplificazione impiantistica come occupazioni. Cioè qui abbiamo per una casa molto importante l'occupazione della centrale termica è questa. Chiaramente con altri sistemi l'integrazione impiantistica sarebbe stata un pochettino più complessa. Quindi questa è stata D'accordo. una nostra scelta e abbiamo visto comunque che a livello di comfort i clienti l'hanno apprezzata in maniera importante. Questo è un esempio di coibentazione delle tubazioni che vanno verso l'esterno, perché ad esempio questo edificio ha una centrale termica posta nello scantinato, quindi dovevamo andare a prendere l'aria dall'esterno, perché questo è un sistema, l'aggregato compatto non ha l'unità esterna, quindi si ciba, tra virgolette, del calore presente nell'aria, quindi dovevamo passare questo muro confinante col terreno, quindi quando siamo passati nel terreno abbiamo utilizzato le tubazioni con l'argento per evitare che ci fosse una carica batteriologica all'interno dei tubi, quindi il rischio di portare aria sporca, tra virgolette, contaminata all'interno della casa. Insomma, c'è tutta una serie di attenzioni. Ecco, questo per esempio, le tubazioni della ventilazione coibentate con 18 cm di isolante tutto attorno per evitare le dispersioni. Quindi questo è tra l'altro tutta una serie di accortezze che sono state comunque poste.
Ci sono ancora Poi, alcune domande sì, sull'impianto di ventilazione. Allora, sì, vediamo se riusciamo magari a dare delle risposte rapide, così diamo risposta a sì, un maggior numero di questioni, anche se sono sì, molte. Mi scuso forse se non riusciremo a dare risposta a tutti perché siete veramente in tanti. Allora, sì, ma possono mandarmi rapidamente, una mail a me, sì, quindi ma sì, sì, se questo poi magari vogliono, ci saranno successivamente, ma diciamo oggi. sì, Allora, le tubature avevi detto che hanno un diametro di 90 mm, ne abbiamo viste anche alcune sì, posate a solaio. In questo caso il massetto che spessore ha? a pavimento, quello che dice Sì, pavimento, esatto, questo? sì, Ma sì, questo pacchetto a pavimento è di 25 centimetri, 25 questo centimetri, massetto a pavimento. Sì, quindi sì. piuttosto alto, Sì, 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 assolutamente sì. chiaro. Perché chiaramente deve tenere conto dei passaggi impiantistici che sono importanti. Poi non è una regola, cioè qui noi ce lo potevamo permettere di fare, in altri contesti eh, si possono fare anche altri ragionamenti. Non so, Sì. tipo potrebbe essere io le mandate le mando in basso, le riprese le mando dall'alto in un Sì. cartongesso. Cose già Il fatte. fatto ci chiedono di integrare nella struttura, quindi nel massetto, alcune di queste condutture, comporta un Sì. rischio futuro in caso di rotture, manutenzioni o quant'altro? No, in realtà questi tubi sono comunque dei tubi, delle tubazioni che comunque resistono molto bene allo schiacciamento e sono idonee per queste applicazioni qui. Quindi problemi non ce ne sono per quanto riguarda la posa a pavimento. Chiaramente dopo tot tempo deve essere garantita la pulizia dei canali della ventilazione. Questo sì, che va fatta comunque diciamo, oltre a cambiare i filtri, comunque ogni 3-5 anni andrebbe comunque prevista una sanificazione dei condotti, se non utilizzare per esempio degli ionizzatori a plasma freddo che potrebbero per esempio migliorare questi aspetti. Forse è sfuggito, ma ci chiedono, la ventilazione Sì. meccanica ha anche una componente di riciclo o è solo un ricambio al 100%? No, no, la ventilazione meccanica ha la componente ricircolo, cioè fare case con solo rinnovo è veramente troppo rischioso perché si rischia di andare a seccare troppo la casa. Quindi qui abbiamo l'aggregato compatto che va in rinnovo, che fa la ventilazione, poi c'è questi split canalizzati che servono fondamentalmente come booster, cioè danno un pochettino di energia in più quando serve e questi sono a ricircolo totale perché pescano l'aria dall'interno e la rimandano all'interno stesso. Invece la ventilazione chiaramente rinnova l'aria, quindi nel periodo invernale butta fuori l'umidità che è più alta dentro la casa rispetto all'esterno di solito. Riguardo l'umidità, il tema igrometrico, c'è in Sì. questo edificio e come l'avete risolto? Ma sul discorso della allora l'aria è semplice ma complessa da progettare, nel senso che vanno conosciuti alcuni aspetti, cioè l'aria per funzionare, qua ragioniamo chiaramente su impianti di ventilazione progettati a 0,4 volumi ora tendenzialmente. Poi in realtà dire volumi ora non vuol dire niente perché deve essere garantito comunque un quantitativo di metri cubi di aria a seconda degli abitanti, no? In questo edificio in realtà era anche 0,35, ma perché è un edificio che ha un grandissimo volume di aria. Quindi cosa significa? Io cerco di rinnovare il giusto, ma non posso pensare di rinnovare troppo, altrimenti se io rinnovo troppo rischio di seccare l'aria interna. Quindi questo è un concetto fondamentale, altrimenti chiaramente se io ho una portata bassa riesco comunque a coprire anche poco di energia, perché ovviamente passa poca energia dentro a questo volume. La cosa più semplice che si pensa quando si fa un edificio ad aria è aumentare la velocità, quindi aumentare anche la temperatura dell'aria
perché mi dà più energia, ma questo è un errore grossolano, perché aumentare la temperatura significa aumentare i volumi di aria, significa aumentare la velocità dell'aria, e al tempo stesso mi porto dietro più rumore e rischio di dover poi umidificare in inverno perché l'aria è troppo secca. Quindi questo è un tema fondamentale che comunque fa sempre parte della progettazione. C'è tutta una serie di accortezze che vanno. Cioè qui parliamo di rinnovi a 0,4 e con quella velocità si climatizza. Quindi questo è. Non si climatizza cioè non si rinnova a 2 volumi ora, 1 volume ora. Quindi Due no. domande rapide anche sui materiali. Per l'isolamento delle condutture, specie quelle a pavimento, che materiale è stato utilizzato? E inoltre anche che tipo di scelta è stata fatta per l'aggiunzione dei tubi dell'aria? Quei nastri ci segnalano che si vedono forse anche in questa slide. Sì, allora le tubazioni sono isolate con polietilene a cellule chiuse, quindi è un isolante, una calza isolante che viene praticamente dove viene poi messo il tubo dentro fondamentalmente. I tubi hanno in alcuni punti delle loro giunzioni ermetiche. Queste sigillature in realtà sono solo le giunzioni delle calze isolanti, no? Quindi una cosa fondamentale, per esempio, è la giunzione delle calze isolanti e la giunzione tra la calza isolante e il plenum, perché non devo far sì che l'aria interna vada a toccare componenti metalliche che potrebbero nel periodo estivo, ad esempio, generare fenomeni di condensa, ed evitare comunque sempre delle dispersioni di calore lungo le tratte. Quindi questo è un aspetto che va mantenuto. Per quanto riguarda i massetti, qua sono stati utilizzati dei massetti alleggeriti a base a base di calciotorato autoclavato. E un'altra cosa che non ho detto, per esempio, di materiali, tutti gli intonaci interni sono in calce idraulica naturale, quindi tutti quelli che sono utilizzati per appunto le finiture interne. Quindi anche questi contribuiscono, diciamo, alla Sì, regolazione termoigrometrica. assolutamente, c'è un comfort pazzesco e devo dire che comunque aiuta tantissimo. In questo edificio qui abbiamo visto che la calce idraulica naturale fa veramente alla grande il suo mestiere. Nei bagni avete integrato con, che so, scaldasalviette o Sì, altro? assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono degli scaldasalviette che però non vengono mai usati. Li abbiamo messi, e ovviamente i più piccoli che ci sono, perché i clienti ci avevano chiesto ma quale dobbiamo mettere? Comunque il più piccolo che trovi che ti piace, quindi termoarredi elettrici, chiaramente, dai più piccolo, mi sembra che qui hanno dei termoarredi da 300 watt, chiaramente essendo bagni comunque dai 5-6 metri quadri stiamo parlando di 60 watt, quella è la potenza che viene richiesta. E chiaramente abbiamo un termoarredo che il più piccolo ne fa comunque 300, però da quello che vediamo noi, ci diceva la signora, non l'ha mai usato. Quindi anche lì è molto soggettivo, ma di solito comunque viene sempre inserito nei progetti di ventilazione a tutt'aria. In riscaldamento, la temperatura dimandata dell'aria, ci chiedono quant'è? 35 gradi sulla VMC termodinamica, e in uscita dallo split arriva a 40, sì, 42 in uscita dallo split. E la gestione In realtà del però ricircolo anche come avviene? allora, la gestione del ricircolo praticamente avviene quando c'è una logica che è sviluppata dal fornitore delle macchine, da Exergy. Quindi questa logica è la casa funziona con la misurazione della temperatura sul canale di mandata della VMC. Quindi io sento che temperatura c'è, imposto un set point, loro stanno a 22 gradi dentro casa. Quando questo 22 gradi è la media delle espulsioni in quel piano. Ad esempio,
la temperatura che io imposto nel locale seminterrato è X, le mie macchine vanno in funzione quando io non soddisfo più questo set point. Allora inizia a partire l'aggregato compatto a fare caldo, esempio nel periodo invernale, quando non ce la fa più subentra lo split a ricircolo che va a integrare. Il vantaggio di questo sistema dello split più l'aggregato compatto è che prima di tutto la distribuzione è ramificata in ogni stanza ed è miscelata sulla bocchetta. Quindi vuol dire che nella bocchetta stessa, nei due tubi della bocchetta, arriva una temperatura a 35 gradi e l'altra temperatura a 40, 42. E quindi i due flussi si miscelano e ha una sensazione di comfort notevole. Benissimo, E poi per esempio nel periodo estivo, avanti, così vediamo anche le altre dettagli. nel periodo estivo invece l'unica cosa, lo split ragiona anche con un sensore di umidità assoluta, quindi quando viene superato il livello di umidità assoluta, lui parte in modalità di umidificazione. Tutto qua. Ok. Ecco, qui un altro aspetto, per esempio, è della bellezza della programmazione Passive House, cioè dentro il programma PHPP si va a impostare le portate delle macchine e quindi si va già a dire come deve funzionare la VMC. Ad esempio, la VMC termodinamica che fa sottotetto e piano primo, da progetto dava 155 m3/ora. Ecco, questo è il bilanciamento che è stato impostato, cioè la somma di tutte queste delle mandate fa 105, deve fare lo stesso numero che è stato impostato nel programma per avere la stessa rispondenza tra progetto e cantiere. Quindi questo, la VMC deve essere assolutamente bilanciata ed è un imperativo. Per il protocollo Passive House deve essere sempre bilanciata e quindi con una leggera diciamo, si preferisce mettere un pochettino più in pressione l'edificio rispetto alla depressione. In questo caso è stato realizzato il bilanciamento fedelmente a quelli che erano i criteri di progetto. Abbiamo realizzato il blower door per questo edificio. Per quanto riguarda il Passive House Enerfit bisognava raggiungere almeno un volume ora, noi abbiamo raggiunto 0,6 volume ora, che è il limite della Passive House Classic, quindi della vera casa passiva in nuova costruzione. Quindi questa è stata un'accortezza ulteriore. In realtà, per come è stato sviluppato il cantiere, noi ci siamo trovati a fare il blower door alla fine, che è stata un po' una pazzia, perché di solito il blower door si fa in due fasi, no? Una in fase di cantiere e una fase finale. In fase di cantiere si correggono un po' gli errori, se ci sono. In fase finale si va comunque a definire il valore dell'N50. In realtà qua per tutta una serie di questioni non siamo riusciti a fare il blower door prima perché il cantiere era gestito in una maniera un po' particolare, però l'abbiamo fatto alla fine e il valore è stato ottimale anche lì. Chiaramente la tenuta all'aria è fondamentale su impianti a tutt'aria. Bisogna fare di blower door sotto l'1, altrimenti l'impianto a tutt'aria non funziona così bene. Quindi si rischia poi, essendoci poca energia in gioco, si rischia poi di non avere sufficiente potenza per colmare le dispersioni. Ecco qui ad esempio tutta una serie di accortezze. Questo edificio ha 2 caminetti. Questi caminetti sono dei caminetti che sono stati scelti con tutta una serie di attenzioni per quanto riguarda la tenuta all'aria. Al tempo stesso c'è una cappa della cucina collegata all'esterno, c'è un ascensore interno, quindi l'ascensore che doveva avere che comunque ha necessitato tutta una serie di attenzioni per quanto riguarda anche lì ovviamente la tenuta all'aria. E poi chiaramente queste sono ad esempio alcune cose che mi fa piacere far vedere, perché chiaramente i cantieri sono complessi un po' per tutti e questi sono aspetti che abbiamo trovato in cantiere, bocchette che scompaiono e poi vengono fuori, perché magari il cartongessista
non so cosa pensava in quel momento, ha pensato di coprirla, impianti, bocchette che vengono anche lì coperte, scarichi della ventilazione, scarichi con sifoni messi al contrario, quindi è vero che bisogna progettare, questo sì, ma il cantiere comunque non si può non seguire, perché comunque gli impianti necessitano di tutta una serie di attenzioni importanti. Questo è l'edificio come si presenta alla fine. Questo è per esempio il lato nord che ha le ante, dove non ci sono le schermature. Queste per esempio sono le ante a ovest che hanno le schermature al loro interno, e questi sono per esempio i primi dati di monitoraggio di questo edificio. Questo edificio ha un fotovoltaico in copertura da 7 kW di picco, e successivamente il cliente ha inserito delle batterie d'accumulo. Quando ha messo queste batterie d'accumulo siamo riusciti assieme a un software a monitorare il comportamento della casa. Cioè praticamente da marzo 2000 cioè, diciamo da marzo 2019, fine marzo a marzo 2020, quindi 12 mesi, il consumo annuale di questo edificio sono di 14.000 kWh elettrici, con un autoconsumo pari di 5.200 kWh, pari al 37% di autoconsumo. Cioè quindi il fotovoltaico con le batterie ha coperto il 37% dei consumi, che tradotto in euro la famiglia ha speso circa 1.800 euro per riscaldare, raffrescare, acqua calda sanitaria, ventilazione e il consumo elettrico totale della casa. Se non avesse messo il fotovoltaico, il consumo annuo sarebbe arrivato a 2.800 euro. Quindi stiamo comunque parlando di 2.800 euro di investimento di costo energetico per tutta l'energia della casa su una casa di 550 metri quadrati. Quindi questo è un aspetto importante che fa capire comunque anche in ristrutturazione dove si può arrivare col protocollo Passive House. Questo è ad esempio la verifica del protocollo Enerfit, dove viene chiesto il rispetto del fabbisogno di riscaldamento. Il limite era 20, noi siamo andati a 17, quindi in realtà eravamo molto vicini anche al limite dei 15 kWh all'anno per la Passive House Classic, quindi come un edificio nuovo. Al tempo stesso qui vedete la superficie netta 530 metri quadrati, perché non vengono considerati alcuni spazi che comunque sono lo stesso riscaldati, come non so, degli spazi di sottotetto piuttosto che il vano scala, per una serie di calcoli che fa il protocollo stesso. Poi la verifica del fabbisogno di raffrescamento, la verifica di comfort, quindi della frequenza di surriscaldamento e della frequenza del superamento del benessere igrometrico, la tenuta all'aria e i fabbisogni di energia primaria rinnovabile. Quindi anche qui abbiamo rispettato i limiti imposti, quindi non sono solo tutta una serie di attenzioni sul fabbisogno di riscaldamento, ma in realtà ci sono su tutti gli aspetti di comfort. Questi sono i certificati il certificato diciamo ufficiale, e questa è la targhetta dell'edificio stesso. Questi sono... Sì? No, prego. Questi sono in realtà i nostri canali social, dove potete vedere un pochettino quello che noi facciamo, e concludo fondamentalmente con uno spunto. Noi diciamo che possiamo fare tanto per migliorare l'aria che respiriamo e la salute delle nostre famiglie, no? Iniziando comunque a riqualificare efficientemente le nostre case. Quindi questo è un aspetto che è quanto mai attuale oggi per il periodo storico che stiamo vivendo, e sarà comunque sempre più importante in futuro. Quindi è un obiettivo che noi progettisti dobbiamo per forza secondo me
intraprendere e sarà comunque sempre più oggetto comune in futuro, no? Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto su questo edificio. Allora, ci sono alcune domande, molti si complimentano anche per il lavoro fatto e per Grazie. l'esposizione. Allora, non credo che riusciremo a dare risposta a tutti, mi scuso già dall'inizio perché altrimenti andremo avanti molto a Sì? lungo e sforeremo i tempi, ma Christian ha lasciato, lo troverete anche nelle slide, il sito dello studio zeropositivoarchitetti.com dove troverete anche i suoi recapiti e ecco, Sì, lui eventualmente chiedere sì, sì, delle sì. richieste puntuali che oggi sinceramente non riusciremmo a completare esaustivamente Sì, con sì, le se è risposte. anche professionisti, se vogliono chiamarmi per fare per fare qualche domanda, nessun problema, quindi nessun Sì, problema. perfetto. Allora, Piacere. alcuni dati. Puoi dare un'idea dei costi a metro quadro? Ci chiede qualcuno dell'intervento? Eh, è molto difficile dirlo in questo caso qua, perché io non sono arrivato fino a quel punto, perché io facevo solo una parte. Quello che vi posso dire è, da mia esperienza, che per quello che riguardano i costi, e questa è una cosa che secondo me è fondamentale, i costi nascono con i progetti, no? E quindi deve esserci un progetto architettonico che parte con quella filosofia. Quindi non è questo edificio qui, è un edificio che deve partire in un certo modo. Comunque perché ovviamente dai progetti di architettura possono uscire i costi, perché se il progetto nasce in maniera consapevole, con un obiettivo, non c'è un costo totalmente diverso da un edificio conforme alla legge 10. Perché la differenza cos'è? Un impianto di ventilazione meccanica, fondamentalmente. E qualcosina in più sull'involucro, ma poca roba, diciamo. Quindi sui costi non è che vanno a inficiare molto quello. Secondo me Legato ai come costi categoria... però ci chiedono anche, Allora sì, legato sempre ai costi, i costi della progettazione però. ma i costi, sì, sì, quello sì. Diciamo che allora, come costi generali, noi abbiamo degli esempi su case di nuova costruzione che vanno dai 1.600 ai 2.000 euro al metro quadro, come idea, come idea. In ristrutturazione posso considerare dai 1.000, 1.300, ma poi dipende che ristrutturazione è, perché se devo fare una ristrutturazione conservativa, allora questi possono essere valori giusti. Se devo fare una ristrutturazione che non è conservativa ma è distruttiva, dove distruggo delle parti e rifaccio comunque un nuovo, chiaramente devo ragionare quasi come se fosse un nuovo, anzi qualcosina in più per anche commettere demolizione, no? Quindi questo è quello. Sull'incidenza delle progettazioni, anche lì dipende molto dai progetti. E chiaramente deve essere riconosciuta un'attenzione ovviamente superiore rispetto a un progetto comune, questo è ovvio, però insomma secondo me il costo della progettazione va anche visto come poi quanto si riesce a risparmiare anche in un secondo momento, no? Perché chiaramente l'errore che si fa, e questo lo dico un po', è una cosa che io penso, è sempre ricercare di comparare delle cose che non sono comparabili. Cioè, ma quanto costa fare una casa passiva? E però dipende anche con cosa è giusto che deve avere un valore di mercato, ma per dire che è caro, devo anche confrontarlo con qualcosa che ha pari caratteristiche. Perché se io confronto una casa che ha una dotazione totalmente diversa, quindi dove io ho gli impianti, per esempio, ho un impianto che fa solo caldo rispetto a un impianto dove c'è ventilazione, che fa caldo, freddo, l'umidificazione, cioè è diverso, no? Confronto un edificio che ha serramenti in triplo vetro performanti con dei serramenti in doppio vetro non performanti posati male. Cioè sto confrontando una Panda con un Audi, quindi è diverso proprio quello che sto cercando di confrontare. Quindi questa è una cosa che secondo me va comunicata e va Sì. spiegata.
Diciamo che comunque forse per un'analisi dei costi questo forse non è l'edificio su cui fare riferimento, visto che siete intervenuti in Sì, corsa e ci sono tutta sì, una serie di problematiche sì, ovviamente. Poi c'è sì. anche una grande dimensione, ricordiamo in questo. Assolutamente, sì. Beh, io quello che posso dire, i costi sono quello che ho detto prima. Quello che mi piace dire è che i clienti che abbiamo noi non sono clienti, sono clienti normalissimi. Cioè la persona che decide di approcciare a un concetto di passive house è una persona che ha a cuore prima di tutto l'ecologia, perché una passive house è una casa ecologica. Quindi al di là dei materiali che uno utilizza, sono materiali comunque che faranno sì che l'edificio avrà emissioni bassissime e quindi un consumo energetico comunque che un domani posso coprire totalmente con l'energia che io produco. Quindi questo è un concetto fondamentale anche nel bilancio energetico, nel bilancio diciamo complessivo. E poi sono clienti normalissimi con disponibilità normali. Ci sono chi può avere un po' di più, chi può avere un po' di meno, ma noi lavoriamo con qualsiasi tipo di cliente e non è che i nostri clienti siano particolarmente facoltosi. Quindi D'accordo. ovviamente bisogna essere bravi poi in funzione di budget fare i progetti con quei budget lì. Quindi questo è un po'. E ovviamente abbraccia l'architettura, perché poi i costi partono dai progetti. Non c'è sensato Alcune che. precisazioni allora, Sì. rapidissimamente. Ah, C'erano le posso dirti facciate. Ferdinando che guarda, l'impianto è costato molto di meno rispetto alla soluzione di prima, quasi Ok, 30.000 euro in meno. Questo sì, beh, perché l'ho visto, quindi questo può essere perfetto. importante. Sì, Ci chiedono, le facciate erano vincolate? Il cappotto sì, esterno è stato fatto su tutto il perimetro? sì, certo, sì, sì, ovvio. Sì, sì, sì. Quindi c'erano Le sia facciate dei erano. vincoli sulle facciate? Sì, sì. Vincoli di volume, vincoli di facciate, vincoli sulle aperture e quindi poi non potevamo spingerci oltre 25 centimetri di extra spessore che andavano in deroga dalle volumetrie perché non avevamo più volumetria, quindi c'era tutta una serie di cose nelle quali dovevamo stare dentro. Ok, si erano visti dei caminetti. Sì? Che funzione hanno? Anche di riscaldamento? Sono dei termocamini? Sono integrati nell'impianto? Emozionale, Ah, ecco, niente, lo non servono a sospettavo perché una niente, casa di questo tipo probabilmente non ha niente. nessun bisogno. No, niente, non servono a niente. Infatti questo è stato un argomento di dibattito e abbiamo specificato, abbiamo richiesto ai clienti, abbiamo detto ai clienti che quei caminetti non sarebbero serviti niente e al pranzo di Natale avrebbero aperto le porte, perché questa cosa avevo detto io, perché chiaramente è come sparare con una bazooka alle formiche, io dico sempre, no? Quindi è una soluzione impiantistica che non serve su questi edifici. Difatti l'hanno utilizzato al pranzo di Natale e dopo un po' che l'hanno utilizzato l'hanno spento perché faceva un caldo incredibile dentro casa. Quindi questo è un aspetto. Tra l'altro venerdì noi facciamo un webinar del nostro studio con i privati di questa casa, quindi anche loro porteranno questo esempio, credo, tra la loro esperienza di vita. Però rientra in un discorso emozionale. Se uno lo vuole fare, lo può fare. Occhio che il caminetto è un aspetto complesso, perché comunque bisogna utilizzare dei caminetti che abbiano i due circuiti di presa dall'aria esterna e di espulsione separati, devono avere il vetro a tenuta, cioè non li puoi comprare comunemente sul mercato, ma devi andarli a cercare un po'. Quindi non è così Sono facile. caminetti chiusi da vetri? Sì, assolutamente, sì. Ok, quindi non c'è. Caminetti devono avere a tenuta, deve essere a tenuta sulla chiusura e quindi deve avere una meccanica di un certo tipo. Quindi anche la questione della gestione della ventilazione e bilanciamento quando il caminetto è in funzione è risolta dalla chiusura a vetro o. Sì, 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 assolutamente sì, Ok. assolutamente sì. Allora, In delle realtà, domande? dove loro sono, dove è posizionato nel soggiorno, ci sono più la protezione della VMC in quella zona lì ha una predominanza di rinnovo rispetto a estrazione. Quindi non mi porto in giro diciamo,
non mi porto in giro l'aria per la casa, quindi quello non genera nessun tipo di problema. Allora, beh, visto che parliamo d'aria e di tenuta, c'è una domanda specifica, ci chiedono Sì. cosa succede quando viene attivata la cappa della cucina, nel senso c'è Se ha una una perdita depressione d'aria? localizzata, sì, accettata e calcolata nei PHPP. Sì. Perfetto. E lì semplicemente c'è allora, la K si poteva fare in tanti modi. C'è una Allora, cucina, scusa, banalmente, c'è una cucina a gas o elettrica? induzione. Induzione. Qua Quindi non non c'è il c'è, ecco, problema della presa d'aria e no, della presa di ecco, io non fuoco. l'ho detto, chiaramente stiamo parlando di case totalmente no gas, ma lo do per scontato, nel senso che alle volte non lo dico, però sono case chiaramente totalmente no gas, quindi si sta parlando tutta l'energia, energia elettrica, per una quota a parte prodotta dal fotovoltaico e il resto preso dalla rete. Quindi le piastre sono induzione. Ecco, la K si poteva fare in alcuni modi, nel senso A, non farla e quindi far sì che il recupero l'aspirazione della ventilazione levasse gli odori all'interno della cucina, all'interno della cucina. In questo caso abbiamo utilizzato una K, avremmo potuto utilizzare una K recupero totale. Abbiamo invece utilizzato una K a sola estrazione, cioè praticamente c'è questo tubo che va verso l'esterno e sopra questo tubo al limite del livello termico c'è una valvola pneumatica che si apre solo quando la K va. Quindi quando la K va io ho una depressione localizzata che deve essere comunque inserita nel programma e calcolata perché va a incidere sul fabbisogno energetico. Quindi è Ci tutto. chiedono ancora, l'uscita della VMC, gli scarichi dell'aria, sono mandati in copertura? Sì e no. Quello della ventilazione sottotetto, la termodinamica va in copertura. Gli altri passano nel terreno ed escono in adiacenza al confine di proprietà. Il Quindi perché contatore quanti kilowatt? Il contatore quanti kilowatt ha? C'è una domanda specifica anche su questo. il contatore è un 10 kW. Ok. Sì. Ci sono Il poi contatore. alcune domande a cui diamo risposta velocissimamente. Allora, nelle facciate che dicevi c'è un vincolo, immagino che quindi i cornicioni e gli angolari rientrino anche in questi vincoli. Ci Ti dico chiedono, una sono cosa, degli angolari? scusa. Ritornando Sì, al discorso al discorso del contatore, perché tanti dicono a pompa di calore elettrico, allora mi serve un contatore grande, perché il ragionamento è sì. questo, no? Fondamentalmente. Teniamo conto che questa casa ha un impianto di videosorveglianza che ora non sto a specificare, ma veramente molto complesso, che comunque assorbe anche molto, tra l'altro. Io ho notato, perché ho il monitoraggio di questa casa e riesco a vedere gli assorbimenti, che in un anno non c'è mai stato un assorbimento superiore ai 4 kW, mai, su questa casa qua. Quindi per assurdo il contatore è sovradimensionato. Si poteva mettere un contatore anche più piccolo, no? Quindi questo è infatti una cosa che stanno valutando eventualmente di scendere di taglia. Solo che ovviamente il contatore è stato progettato sulla contemporaneità di tutte le macchine, no? Che però non è mai successa. In un anno non è mai successa e l'altra estate ha fatto parecchio caldo, quindi da capire anche lì, no? Sì, Come. questa è una questione che vedo si ritrova in molti progetti di Sì. NZEB in cui per paura molte volte della committenza o di altri c'è un Sì. un sovradimensionamento degli Eh, impianti che alla fine è anche un costo non necessario. Quindi assolutamente, quando si assolutamente sì. parla di Mm. costi bisogna tenere in mente anche alcune Eh, problematiche di questo Su un tipo. impianto è fondamentale, sì, su un impianto è Istituzioni. fondamentale fare degli impianti su misura, altrimenti la prima cosa che uno fa è quella di dire mettiamo le cose più belle che ci sono.
mettiamole più bene, le soluzioni top, cioè il serramento il serramento più bello, quello più performante, quello che costa di più, così almeno sono sicuro che va bene. In realtà non è quello il processo giusto, perché poi alla fine la somma di tutte queste cose alla fine fa tanto, no? Sì. E non è quello, bisogna andare a capire un po' bene cosa bisogna fare e cosa si può anche fare diversamente. C'è necessario Secondo me. una valutazione, un equilibrio, sì. Eh sì, E, secondo me sì. ancora qualche domanda perché siamo Sì, molto oltre, ma vedo che la gente comunque rimane, evidentemente il tema interessa. sì, Sulla soluzione in facciata, una richiesta specifica, i cornicioni e gli angolari sì, modellati che si vedono sono in sì, EPS prerasato? esattamente, sì, esattamente Bene. sì. D'accordo, e il cordolo di fondazione, una domanda specifica, si vedeva probabilmente in una delle Sì, sezioni sì, iniziali, sì, si vedeva che era foderato anche nella parte inferiore. Ci chiedono sì, come si è raggiunto questo, visto che fra l'altro questo è un intervento su un edificio esistente. sì. No, quella lì è sulla porzione nuova. Cioè praticamente quel cordo lì è stato fatto, la parte di seminterrato ha una parte nuova, quindi è stato demolito fino a una parte e un ampliamento è stato fatto nuovo. Dove sono stati fatti questi nuovi cordoli? Sono stati isolati da sotto utilizzando dell'XPS ad altissima densità, quindi con resistenza, se non mi ricordo male, 700 kPa, qualcosa del genere, e di resistenza a compressione. Quindi è stato utilizzato quel materiale. Per quanto riguarda invece no, i muri esistenti, chiaramente quei muri esistenti sono dei muratori, dei muri, scusate, in mattoni poggianti su terreno. Anche lì siamo andati a verificare la temperatura superficiale perché una precisa richiesta di Passive House è la verifica dei 17 gradi nei nodi. Quindi bisogna verificarli, se non le verifichi devi in qualche modo arrivarci per un Certo. discorso di comfort, perché andando ad aria è fondamentale che le temperature sulle superfici siano quanto più vicine alla persona, scusate, alla temperatura dell'aria, quindi che non ci sia discomfort. Quindi, quindi Dei per quello è dreadnought, molto sì. importante, sì, lo studio dell'involucro. Esternamente, prima del cappotto, è stato fatto un rinzaffo di intonaco sulla muratura? Sì, è stato fatto perché le superfici sottostanti erano parecchio disomogenee e c'erano delle parti in cui le murature esistenti, e si vede dall'inizio della presentazione, e si vede all'inizio di questa presentazione qui, ecco qua, ecco, vedete che si vede delle murature che erano disomogenee, questa Sì. parte che era rivestita a mattoni, questa parte che era in tonaco, tutti questi buchi che erano aperti, questa muratura che in realtà era a cassa vuota, questa non era a cassa vuota, quindi c'era un problema anche di tenute. Allora abbiamo deciso di fare un rinzaffo anche per avere un piano di posa corretto del cappotto stesso. Quindi sì, la risposta è sì. E questo anche sui solai è stato intonacato, nel senso si vedevano nelle posa delle condutture Sì. dei soffitti non intonacati. No, quelli sono dei solai interni. Non Quelli c'era dei un solai problema, interni. diciamo, di tenuta dall'aria e No, quindi no, perché sono questi solai qui. Questo è tra un piano riscaldato e riscaldato sopra, quindi no. d'accordo. Benissimo. L'isolamento, l'intonaco è stato fatto ai lati e sopra c'è un ribassamento in cartongesso che va a chiudere. Ho visto che siamo sulla parte impianti, sottopongo Sì, ancora una domanda su questi. Qualcuno magari può pensare, si vedeva forse la casa all'esterno che c'era un bosco, quindi si presume non sì, una casa in piena città. sì, Ci chiedono, tu avevi basato la scelta anche dell'impianto ad aria con la ventilazione meccanica sì, su un discorso di salubrità.
Certo. Ma visto che la casa è circondata da alberi, ci facevano notare, c'è la necessità di questo, si trascura. Non voglio Beh, anticipare, ma penso che forse sia il caso di specificare che l'inquinamento indoor esiste e quindi... beh, allora, fare case moderne oggi prevede tassativamente sempre, sia che si vanno a case nuove e case in ristrutturazione, l'utilizzo di un impianto di ventilazione meccanica. Ma non perché l'impianto di ventilazione meccanica, l'impianto di ventilazione meccanica serve per ricambiare l'aria all'interno degli ambienti, per fare il ricambio igienico-sanitario che dovremmo fare noi, ma che non abbiamo tempo e non possiamo fare perché sarebbe un lavoro. La normativa ci impone di fare 0,3 volumi ora di rinnovo. Quindi vuol dire praticamente che 8 volte al giorno noi apriamo per almeno 5 minuti tutte le finestre e ventiliamo. In realtà non si può fare quel mestiere se non c'è un impianto che fa quel lavoro lì. E teniamo conto che all'interno delle case noi ci preoccupiamo tanto della qualità dell'aria all'esterno, perché vediamo il grado di inquinamento in nostra città, ma in realtà l'aria all'interno degli spazi confinati è 5 volte più inquinata rispetto all'esterno, quindi va sempre trattata. Quindi quello va fatto sempre, al di là che io costruisca al mare, in città e in montagna. Il rinnovo va sempre fatto. Infatti noi anche sui progetti di ristrutturazione, anche su cose magari parecchio complesse, prima la ventilazione, poi si fa l'involucro, perché prima la salute. La ventilazione è ridurre il carico di inquinanti all'interno della casa e quindi pulire l'aria, ed è veramente un aspetto di comfort fondamentale, cioè abitare in una casa con la ventilazione e una casa senza la ventilazione c'è veramente tantissima differenza, ed è un aspetto fondamentale dove che apprezzano tutti i clienti. C'è un altro aspetto, un'altra cosa che si fa adesso è quello di utilizzare degli ionizzatori a plasma freddo sulle tubazioni di mandata, ovvero grazie a questi ionizzatori simulare i benefici che otteniamo quando siamo diciamo sotto un temporale d'estate, che c'è quell'area un pochettino più frizzante. Grazie agli ionizzatori simuliamo quel benessere all'interno delle nostre case, quindi mettendo questa macchina prima delle tubazioni della mandata e riuscendo così a sanificare i condotti e a fondamentalmente ridurre ancora di più il carico batteriologico ed inquinanti all'interno delle costruzioni. È una questione proprio anche di igiene e ovviamente anche di Assolutamente, salute, soprattutto anche in questo assolutamente, periodo la necessità assolutamente. di ricambio d'aria è una cosa No, è fondamentale. fondamentale, fondamentale. Poi ovvio che essendoci l'impianto di ventilazione che c'è sempre in ogni casa, perché ci deve essere, e poi questo impianto di ventilazione, allora perché non lo faccio diventare anche l'impianto principale della casa? E allora lì devo maneggiare un po' e capire se quell'impianto può soddisfare i requisiti di climatizzazione di quella casa, ma non deve essere anche quello un imperativo, perché ci sono le volte delle case che hanno delle conformazioni particolari che magari si prestano anche ad altre applicazioni. Quindi noi diciamo sempre che non esiste un impianto giusto per ogni casa ha il suo impianto che viene suggerito dall'involucro. Quindi non è il termotecnico che lo sceglie in base a una sua convinzione, ma deve guardare i numeri, perché i numeri che determinano un impianto e non viceversa. D'accordo. Allora, siamo andati molto lunghi per cercare di rispondere a Sì, una più ampia parte di domande possibili. Non abbiamo risposto a tutti e mi scuso ancora, ma è sì. veramente impossibile quando ci sono così tanti partecipanti e così tante domande. Se avete comunque, possiamo andare se vuoi Cristian, l'ultima slide, così annunciamo anche i Sì, prossimi appuntamenti.
Comunque, se avete delle questioni specifiche, Christian si è reso disponibile a rispondere contattandolo attraverso i contatti che trovate sul sito dello studio. Riceverete, penso già domani, alle persone che sono iscritte via mail, il link da cui scaricare le slide di oggi, quindi potrete approfondire i diversi aspetti, e troverete lì il link allo studio Zero Positivo per contattare Christian e eventualmente chiedergli ulteriori questioni o specifiche o consigli. Allora, io ringrazio veramente Christian Negrefrère per la disponibilità e lo saluto. Ciao a tutti. Mentre noi ci vediamo, se volete, mercoledì prossimo, sempre a quest'ora, quindi alle 17, con un altro appuntamento della Zero Tour. Faremo tappa a Trieste e ci terrà compagnia Igor Spetic con un nuovo caso studio. Chi volesse invece domani ci sarà la mia collega Lara Gariup per tutti quelli che sono interessati alle tematiche della costruzione in legno. E noi, se volete, potete vedere su edicomeventi.com i nuovi appuntamenti. Grazie a tutti e buona serata.